Questa trasmissione è offerta da Buonasera e benvenuti a una nuova puntata The Best Sandwich, l'orto nel panino. Siamo al secondo quarto di finale, un'altra puntata difficile per i nostri concorrenti perché dovranno preparare un panino con patate novelle e maggiorana. Vediamo cosa ci dice subito la presidente di giuria Annalisa Sandri sulle difficoltà di questo panino. Il panino è indubbiamente complesso. Questa settimana invece hanno le patate novelle, che sono semplicemente le patate però raccolte prima del tempo di maturazione, e la maggiorana, che è un'erba aromatica molto profumata e molto buona. Vediamo cosa succederà. Pronto ad assaggiare nuovamente i panini Gianluca Surian, il nostro giudice di Filoves Banca. Buonasera. Buonasera, buonasera. E bentornato. Grazie, grazie. Un po' più acciaccato dell'altra volta, ma succede. Succede, dai. Succede, Però succede. sei pronto per questa Prontissimo, avventura? Sono curioso di vedere come affronteranno il problema della pesantezza delle patate nei panini. Nel pane. Molto bravi dovranno essere. La maggiorana, il profumo si può più o meno giocare, ma la patata nel panino sarà un bel impegno. Gabriele, anche tu sei curioso? Sì. Però anche fiducioso, perché tu sei piuttosto sempre ottimista. Io sono ottimista di natura mia, esattamente, ma poi ho già letto un po' le ricette, per cui già un'idea me la sono fatta, ma insomma sarà una bella sfida. Sarà una bella sfida. Come è andato invece il coaching con Annalisa Sandri, Gabriele e Elena Soldi? Lo vediamo assieme. Buonasera e bentornati in Pala Gourmet per questa continuazione di avventura presso The Best Sandwich. Siamo quasi agli sgoccioli. Che cosa faremo oggi? Quello che dovreste fare è raccontare il vostro panino, raccontare l'idea che vi è venuta nel creare il panino che farete oggi. Che cosa c'è dietro a questo panino? Fa veramente piacere avervi qua questa sera. Avete sbaragliato la concorrenza perché avete superato le eliminatorie e adesso siete approdati ai quarti di finale. Sarà una gara molto combattuta perché siete veramente 4 cavalli di serie, ma solo 2 di voi supereranno questo ulteriore ostacolo. Sarà una gara piuttosto importante perché siete 4 persone con 4 personalità, con 4 bellissime ricette. Per cui tutto ciò mi entusiasma, avanti tutta e vinca il migliore. Pronti per conoscere il primo concorrente, ma soprattutto per conoscere gli ingredienti che ha scelto per valorizzare gli ingredienti di questa puntata. Lui è Andrea Natali. Vieni Andrea. Mi presento, sono Natalia Andrea, chef titolare dell'impresa Odio il Brodo, Trieste. Cucino volatili, galli, polli, anatre. Sono un gastronauta, mi piace scegliermi gli ingredienti in giro per il mondo. Cerco anche di avvicinarmi il più possibile alle nostre terre, creo follie e do da mangiare a chi piace la mia cucina. Altro non serve dirvi, venite a provarmi. Ciao a tutti, buonasera, ben ritrovati. Bentornato di Odio il Brodo, Trieste. Senti, tu hai scelto intanto questo nome, porca miseria, il panino si chiama così, perché? Si chiama porca miseria perché nasce tra i 2 elementi, la miseria e il maiale che è all'interno del nostro panino. Giusto, ci sta. Cosa? No, ci sta, no? Ci sta, bravo. Ho voluto creare questo panino con ingredienti semplici ma comunque con una certa elaborazione, perché comunque c'è dietro tutto un lavoro di ingredienti, non estremo ma c'è, sappiamo. E quindi niente, Il tempo è partito, ma ne fai 5 o 4 di panini tu? 5 facciamone.
Uno me lo mangio io dopo. Ah, bravo, considera che hai sempre 10 minuti di tempo, va bene. Sì. Adesso qua si preparano anche da mangiare per se stessi, va bene. Allora, Partiamo invece con gli ingredienti. Il pane è già particolare. Il sakupan è un pane giapponese a base di latte con una fermentazione precedente il giorno prima, si chiama yudame. E praticamente, non è friulano, no, è giapponese. E praticamente il nostro polish, chiamiamolo, lo starter del pane, sì, viene fatto con l'acqua calda e la farina cotta. Viene fermentata a temperatura ambiente per almeno 12 ore e viene prodotto questo pane a base di latte, burro, una sorta di pan carré nostro. E cosa stai spalmando? Qua sto spalmando una mostarda a base di crème, una punta di mela e grani di senape, tutto fatto in casa ovviamente dalle nostre mani di Odio il Brodo. Senti, ma le patate come le preparate invece tu? Le patate le ho prima sbollentate con acidità in acqua aceto, e prima pelate ovviamente, poi sono state passate al forno con olio, sale e pepe per una 12 di minuti a 300 gradi, a temperatura molto elevata. E sono quelle? Che sono queste qua, guarda. Ah, che sono le fatte proprio così, come patatine. Sì, semplicissime. Poi altri ingredienti, vai. Abbiamo del daikon. Il daikon è una rapa giapponese che è utilizzata in varie maniere, da o croccantezza o leggerezza. Questa è presentata, è stata fatta una coleslaw e quindi cotta con sale, zucchero, aceto, sale e pepe e del latticello che serve per la fermentazione per renderla appunto gustosa. Abbiamo della cipolla di rossa passata nelle braci ardenti, cotte marinate nell'aceto e menta, una gremolada di rucola, maggiorana, noci e poi le patate e delle ciliegie per dare il tocco di dolcezza al nostro piatto. Vai che 7 minuti e mezzo che ne devi preparare uno in più di panino e quindi devi far veloce. Allora, intanto ho scelto questo tipo di ingredienti, che sono particolarissimi. Senti, ma questi ingredienti valorizzeranno la patata e la maggiorana? Le patate novelle? Sì? Staremo a vedere cosa ne pensano i giudici. Adesso sento la cipolla, buona però. Sì, viene passata alla brace ardente, come poi è stato passato il collo del maialino. È un maialino da latte, è stato passato solo esternamente con delle spezie mie personali per chiudere le proteine. Sì. E basta, viene cotto a bassa temperatura. Ed è freddo? Lo servi freddo? Freddo. Ok, tutto freddo. Ma hai messo la maggiorana anche nella cipolla, Andrea? No, c'è una punta di menta per dare la freschezza. Ok, no, vedevo che c'era del verde, non capivo. Adesso c'è la maggiorana. Qua c'è la maggiorana, questa è una gremolada, rucola, noci, olio d'oliva e maggiorana fresca, che è questa qua che ho raccolto stamattina dall'orto. Non so più se è Andrea o è un pazzo o è un genio, però la volta scorsa mi sembrava un pazzo, poi alla fine si è rivelato un genio. È riuscito a mettere degli ingredienti stranissimi e creare un'esplosione di profumi e sapori, bravissimo. Allora, un po' speriamo che riesca a valorizzare la patata, visto che è l'argomento di giornata. Bravo. Molto piacevole questo pane, io lo conoscevo già, mi ero un po' documentato, questo sorta di pan carré asiatico. Vediamo adesso anche il fatto che sia freddo. Ecco, a me non convince molto il freddo. Vediamo cosa può fare. Comunque il maialino è caldo, voglio dire. Il maialino a 62 gradi, sì. Quindi almeno... Siamo anche in estate, sì, per cui può essere che adesso lo assaggeremo. A me piace il pane caldo croccantino. Ah, ok. Personalmente. Però insomma, questo è un altro pane che sta benissimo. Bella la così. nota acida delle ciliegie, qua. Sì. Che mi sgrassa. Gabriele, tu? Io lo sto osservando con attenzione, perché comunque mi incuriosisce sempre quello che fa Andrea e perché ha anche una bella cultura e utilizza dei prodotti leggermente fuori dagli schemi, ecco. Per cui mi piace osservarla, anche il fatto che sta mettendo le ciliegie in questo panino che apparentemente non c'entrerebbero nulla, però incuriosisce e poi vediamo come sono. L'hai assaggiato tu? No. No? Ah, così. Non assaggio mai quello che faccio, l'altra volta già l'ho detto. Ma chi l'ha assaggiato? L'avrà assaggiato qualcuno? Loro lo assaggeranno. È proprio un'esclusiva di Palagurgè. Sì. Beh, bella però questa cosa, perché
comunque voglio dire, assaggiare ti dà l'idea, no? Degli equilibri, di magari portare cambiare delle qualcosa. modifiche. Invece lui è tutto Lui l'ha concettuale. preparato oggi, lo mangia oggi Ma con perché voi. non assaggi, Andrea? Perché l'ho assaggiato in testa, l'ho assaggiato dentro la cucuzza, quello che E in testa era buono? in testa era molto buono, saporito e gustoso. Insomma, veniamo dalla mia, o sei più pazzo o più genio. Infatti. Questo è il panino per la fotografia. Il tocco finale, Un po' di maggiorana fresca qua. fresca. I giudici hanno assaggiato il tuo panino per la prima volta in esclusiva per Pala Gourmet Telefriuli. Annalisa, L'abbiamo mangiato in prima mondiale. Prima mondiale. Bene. E posso dire, porca miseria, è gradevolissimo. L'unica cosa, abbiamo un po' perso per strada le patate. Ma per il resto, guarda, la gremolada, la cottura della cipolla, l'idea di metterci le ciliegie in un panino salato, secondo me è bellissima. Per tacere del pane, che tante volte ho provato a fare e non ci sono mai riuscita. È difficilissimo. No. Strepitoso il pane, bravissimo, ma non avevo dubbi su questo. La cottura della cipolla, bella, croccante, buona, abbinamento perfetto, la ciliegia arriva non è benissimo. sulla torta ma sul panino. e Strepitosa, anche come dice Annalisa, La un patata pelino perso. in questo trionfo di profumi e di sapori, la patata, che ovviamente non ha un sapore così determinante, sia un pelino persa. Però Confermi bravo, il genio? bravo, sei un Confermi genio. il genio, sei non il un pazzo. genio. Anche questa volta hai stupito, in senso positivo, per cui nel suo complesso posso dirti veramente complimenti. Io posso dirti che tu veramente possa essere anche da esempio grazie. per le persone che fanno questo mestiere, perché tu osi, con delicatezza ma osi, e che questo è molto bello, vai al di fuori degli schemi e ti fa provare delle emozioni, e tu hai messo emozione, mi hai dato un'emozione in questo panino. Porca miseria, lo dico io, perché benissimo, sono contentissimo, ringrazio i giudici. Sicuramente hanno ragione, la patata non era uno dei due spicchi dell'ingrediente che poteva marcare il panino, ma ho cercato all'interno del panino di dargli un equilibrio in mezzo al panino, che è molto morbido, perché il Sakupan è un panino molto morbido, è quasi un pan da tramezzini alto, e ho voluto dargli la croccantezza. Sicuramente lavoro tanto con i gusti e i sapori di ogni ingrediente, forse troppo incisivi, dopo non lo so se è stato depenalizzante per quanto riguarda il punteggio, però me ne rendo conto che le patate questa volta hanno avuto un secondo piano, diciamo, rispetto alla maggiorana, invece sarebbero dovuti stare nello stesso livello, diciamo così. Ed ora il secondo panino è quello presentato da Rudy Tramontin. Vieni Rudy! Allora, ciao, sono Rudy Tramontin da Rovereto in Piano, gestisco il Caffè Municipio da molti anni e sono di nuovo in gioco qua al Pala Gourmet per una nuova sfida e speriamo di fare una bella figura, e l'importante è di presentare il mio nuovo panino per voi clienti. Buonasera. Bentornato Rudy. Buonasera. Allora, Allora, questa volta Palamont. Sì, Palamont, che significa per la montagna, Sì. che il mio amico Mirko di Marsure, no, mi ha dato questa ispirazione, perché là viene svolta una gara in salita Sì. di corsa, e allora a fine corsa troveranno il mio panino di porchetta, perché così oggi ho cercato di fare
un bel panino con la porchetta di montagna e dedicare questa ricetta alla mia splendida montagna a Piancavallo, che bravo. insomma, usando tutti i prodotti della zona. Bravissimo, bravissimo. Allora, partiamo con la presentazione degli ingredienti. Il pane di patate, anche quello, insomma, giustamente hai portato l'ingrediente principale nel pane. Beh, è un pane molto particolare, fatto dal nostro panificio Masuti di Roveredo in Piano. È un pane con i fiocchi di patate. C'è un 8%, ci sono 2 giorni di biga e poi viene fatto l'impasto diretto. Anche a casa si può fare la salsa che andremo a mettere sul panino dentro. Composta da quali ingredienti? Sì, uso 200 g di crema di formaggio, 200 g di panna acida, 30 g di... guarda come sto tremando. Non sto tremando, no, 30 grammi di crème Sì, e poi abbiamo il nostro composto qua con l'olio d'oliva, il sale e la mazzorana e 2 gocce di tabasco che sono molto importanti. Adesso io lo vado... E per la salsina è pronta? La salsina. Così. La vado a preparare. Sì, è facile da fare anche a casa. Abbiamo acceso un po' la padella. Anche perché gli altri ingredienti sono appunto le patate novelle, la porchetta di montagna, burro, crema di formaggio spalmabile alpigiana. Questa ricetta me l'ha data l'ispirazione mia nonna, che non c'è più da me, perché lei era una contadina e con la contadina mi ha sempre insegnato che la patata è uno degli alimenti più importanti della nostra, diciamo, alimentazione. E lei mi faceva questa piccola ricetta. Io a casa ho preparato le patate già bollite. Ok. Adesso vado a mettere il burro della nostra amica Linda, dell'Atteria di Aviano. L'aglio, importante, gli diamo un piccolo sapore. Adesso sciogliamo un po' il burro. Mentre la maggiorana è nella crema. È nella crema e la troviamo anche adesso. Sentirete che esplosione di profumo assieme al burro. Cosa hai messo? Adesso ho messo la maggiorana. Ah, la maggiorana, scusami. Sì, giusto. Quindi l'hai messa anche lì? Sì, l'ho messa anche lì. Adesso sta facendo la rosolatura. La maggiorana non è l'ho scoperta adesso grazie anche a The Best Sandwich che ti mette un po' la sfida sulle cose da preparare, diciamo, no? Poi tu metterai al forno il pane? Sì, mettiamo al forno il pane, gli diamo un tocco d'olio come sempre, perché è come mettere la ciliegina sulla torta, l'olio. Quindi questo è un panino caldo. La maggiorana l'ho comprata da un floricoltore, mio amico Albano. Che buone le patate così, mi fanno gola così, eh? Cioè, le mangerei anche così? Sì, sai, ripassate nel burro, lessate, eccetera, sono veramente golose, sì. È la ricetta di mia nonna questa qua. In effetti è una ricetta delle nonne, che visto che sai, ti vedono sempre un po' patito, non mangi abbastanza, e vai. Altro che caloria, Ecco, la salsa la ripropone anche in assaggio? Sì. Tu l'hai assaggiato? Ma io l'ho già anche venduti i panini. L'hai già proposto al pubblico? Ho avuto dei clienti che mi hanno dato dell'ispirazione, perché i nostri clienti sono importanti e sono loro i principali, diciamo, sono loro i principali attori. Ecco qua l'importanza della porchetta di montagna. La porchetta di montagna è semplice, è genuina e io gli ho dato un po' di brio, che tanti non fanno. Gli ho messo le scagliette di limone, che sono importanti, perché gli danno quel sentore, diciamo, delicato alla nostra porchetta. Ecco qua. Vai di patate, maggiorana. Adesso andiamo alle patate. Che bello. Faccio con le mani, che faccio veloce. Oh, io ho una fame, con questo bagno qua mi viene fame. La nostra patatina. Adesso gli mettiamo un po' di cremina. Cremina? Sì. Bello, bello. La cremina che fa il contrasto con la patata. Adesso io avrei finito. Ho creato Prendi la faccina. il connubio patata
Che ce l'avevo un po' di spalle io prima. Ecco qua, la patatina. Lo smile. La patatina, la nostra rametta, Bello. più importante. Hanno assaggiato il tuo panino, caro Rudy, devo dire che si sono leccati i baffi. Panino equilibrato, gustoso, profumato, buono. Un pane spettacolare, un'esplosione di sapori, pur essendo ingredienti molto semplici, leggerissimo il pane, proprio buono, una crema meravigliosa, bravo Rudy. Che dire che ha fatto un buon lavoro, indubbiamente, che in questi primi due concorrenti abbiamo avuto i due estremi, dalla tradizionalità all'innovazione o comunque, ed entrambi hanno fatto degli egregi lavori, per cui sarà molto difficile su questo decidere effettivamente. Tornando a Rudy, secondo me hai fatto un bellissimo lavoro, perché nonostante sembri un panino pesante o comunque ricco, diciamo così, invece è un panino che mangi molto volentieri e non stomachevole. Quella leggera salsa con quel velo di crème ti permette di finirlo tranquillamente. Bene, eccoci qua, sono molto contento di quello che ho fatto, ringrazio mia nonna e la mia ragazza che mi è sempre vicino. Spero che i giudici, come me l'hanno detto, è stato un lavoro gradevole e niente, adesso voi clienti, amici clienti, venite a provarlo, che vi aspetto. Ed ora siamo pronti per conoscere il terzo panino, quello proposto da Matteo Cibin. Vieni Matteo. Ciao, sono Matteo Cibin dell'Osteria Torre Morosini di Ponte di Piave, in provincia di Treviso. E siamo di nuovo qui, un'altra sfida. Spero di aver fatto un buon lavoro e niente, spero di esservi piaciuto con l'edizione precedente, con l'hot dog fatto con la melanzana. Quel panino lì l'abbiamo riproposto anche da noi in osteria perché mi piaceva riproporlo. Grazie, ciao. Buonasera, ciao. Bentornato. Ciao. Allora, il tuo panino, la leva calcistica del 68. Sì, la leva calcistica del 68 per invocare la parafrasi di De Gregori per la vita che è trascorsa a pelar patate e poi i piccoli successi e tutto, e anche essere venuto qui a presentare la nostra focaccia. La tua focaccia genovese, fatta da me, tra parentesi leggo. Sì. Quindi come l'hai preparata questa focaccia? Allora, è un impasto molto idratato, 55%, impastato, farina debole, quindi con un V debole per permettere, una buona lievitazione, una buona morbidezza e per avere una croccantezza all'esterno, perché all'interno noi il panino lo abbiamo fatto soltanto che con le patate. Non ci sono altri elementi come affettati, carne, formaggi. Partiamo con un'insalata nizzarda composta dall'interno della nostra patata che abbiamo scavato, tagliata per metà, e andata a condire con una salsa bernese composta di maggiorana, al posto che metterci il dragoncello. Abbiamo il fagiolino, abbiamo un battuto di acciuga e la patata. Siamo andati a riprodurre con le bucce il katsuobushi, che è questa polvere qui, che è uno degli elementi tipici giapponesi per fare le salse. Scusatemi, le zuppe, ho sbagliato. E andremo poi a idratarlo leggermente con un olio all'acciuga e vi servirò come accompagnamento una salsa peverada
che è composta dal fegato del coniglio, aglio scaltrito velocemente, succo di limone a fine cottura e pepe abbondante, che andrà a recuperare qualche gusto all'interno della nostra focaccia. Eccola Farina, farina, Eccola qua. tutti quanti questi elementi amidi non è facile gestirli, però ho puntato appunto di avere la patata come involucro della nostra salsa all'interno della focaccia per renderla anche abbastanza sfiziosa, potrebbe essere un buon compromesso per un aperitivo. Queste sono lessate, sì, fatte al vapore e poi ripassate in padella e messe Che profumo! un attimo come una patata arrosto praticamente, Sì. soltanto che è fatta di Una barchetta sembra. come? Come una barchetta. Una barca, sì. Andremo a formare un pallone che non è da calcio, però Mi richiama il tema del richiama il tema. Il tema è soltanto ed esclusivo per la storia Certo. della mia evoluzione in questo lavoro, ecco, questo è il fondamentale. Sì, è un panino. Devi terminare, no? Ah no, se ne hai fatte 4? Ok. Sì, ho voluto fare Ah, proprio questa. la chiudi la sì, patata. sì, la chiudiamo e andiamo a metterla all'interno. Cosa ne pensi, Gabriele? Gianluca, scusami, Gianluca? Sì, sono un po' perplesso su questo chiudere questa patata all'interno della focaccia. Adesso anche un po' per la difficoltà nel tagliarla, nel poterla sì, nel servire e mangiarlo. poi per quell'argomento che nominavamo poi all'inizio trasmissione, che era il rischio della pesantezza del panino finito. Pane e patata. Questa è la bernese. Ok. Anche sopra un po'. E tu, Gabriele, invece cosa dici? Dico che lo sto osservando con attenzione, Ti sei alzato in piedi che è un per panino guardare me. comunque complesso anche questo da fare, perché prendi la patata, cucinala, scavala, cucinala sì. e quant'altro, insomma abbiamo dietro ogni panino che stiamo mangiando abbiamo tantissimo lavoro, il che ci fa molto piacere questo. E lo sto osservando con curiosità perché la presentazione è originale e stiamo a sentire, però è bella. Mi piace l'impegno che ci mettono, che ognuno di loro ci mette. Sì, c'è una preparazione allo studio dietro sì. il panino. Ok, quindi è pronto, però proponi anche C'è la salsa di accompagnamento. Ma allora guarda, a me piace il modo di lavorare di Matteo, anche mi ricordo nella passata edizione metteva sempre degli elementi personali ma anche degli elementi tradizionali all'interno dei suoi panini, che comunque sono dei panini estremamente particolari ed innovativi. Bene, allora partiamo da Annalisa per sentire il primo commento. Com'era? Buonissimo. Allora, intanto diciamo che era buonissimo e diciamo che una cosa che a Matteo già avevo detto la volta scorsa, che lo ritengo un esteta in cucina, perché l'idea di fare un panino che aveva come tema le patate e la maggiorana, una patata lessata, svuotare la barchetta con una cottura perfetta, perché la cuocevi un po' di più, si spappolava, la cuocevi un po' di meno, era cruda, l'hai riempita con l'insalata nizzarda, hai fatto la bernese che era molto buona, ma soprattutto era ottima la focaccia, cioè la consistenza, la succulenza di questo panino, il profumo eccetera, hai centrato l'obiettivo. Anche qui ci stiamo sbagliando, perché in realtà a vedere la preparazione ero un po' prevenuto, ho detto Dio, pan e patate, e invece bravissimo la cottura, l'ho tagliato apposta ed è rimasta perfetta, quindi sbagli un minuto prima è cruda, sbagli un minuto dopo va in purè, quindi perfetta. Sì, penso anch'io che sia stato molto bravo e penso anche che metterlo ad assaggiarlo
ti vengono fuori dei sapori che non ti aspetti, perché nella semplicità, appunto come dice Gian, ti sembra pane e patate, però invece quell'acidità che spicca ti dà una gradevolezza. Hai fatto un buon lavoro. Sai cosa? La focaccia, così come l'hai fatta, risulta leggera, per cui dà spazio alla patata. Sì. Per cui l'ingrediente principale è la patata e non il pane. Il pane è solamente un involucro. Era quello che io La volevo maggiorana fare, la senti molto sinceramente. lievemente ed è piacevole, ha un leggero profumo. Ciao a tutti, sono sempre io, Matteo CB, dell'Osteria Morosini di Ponte di Piave. Non ve lo dico veloce, tanto adesso c'è anche il tasto, quello su WhatsApp, per velocizzare le parole. E niente, sono felice, non era sicuramente un argomento facile la patata da abbinare con un panino. Spero di esserci riuscito, il giudizio dei giudici è positivo da quello che ho capito e niente, sono felice. Venite a trovarmi, via Terreni 1. Ciao! Il quarto panino di questo quarto di finale è proposto da Fabio Fedato. Vieni Fabio! Buonasera a tutti, sono Fedato Fabio, titolare della pizzeria Paninoteca Fagoloso di Casale sul Sile. E che dire, oggi siamo approdati ai quarti con un panino e un ingrediente sicuramente non facile e speriamo vinca il migliore e in bocca al lupo a tutti. Buonasera a tutti. Bentornato Fabio. Grazie. Allora, il tuo panino si chiama Nella Vecchia Fattoria. Nella Vecchia Fattoria. Perché? Perché allora quando ci hanno comunicato gli ingredienti che dovevamo utilizzare, Sì. ci sono anche le patate e mi è subito venuto in mente la terra e la campagna. E quindi hai detto Nella Vecchia Fattoria, Nella Vecchia Fattoria. con tutti gli ingredienti, perché insomma patate, Sì, diciamo che per maggiorana. me è un po' evocativo e ho utilizzato anche degli ingredienti proprio dell'orto. Pomodorini. Pomodorini no, non è ancora il momento. Però Ah, le no? zucchine, Ah, ce li ho? Sì, no, le zucchine e le patate sono del mio orto. Ah, ok. Ok, è un panino semplice. Ho voluto, diciamo, usare ingredienti semplici ma allo stesso tempo gustosi. Volevo fare un panino così che mi richiamasse la semplicità della terra. Quindi il pane l'hai messo, intanto che tipo di pane hai scelto? Allora, ho usato un pane di semola rimacinato, quindi è un croccante, a cui ho tolto anche un po' di mollica. Allora, le patate sono state grigliate, passate un attimo in forno, giusto 2 minuti, dopodiché le ho messe a marinare. Le ho messe a marinare con dell'olio, del sale, del pepe e la maggiorana. Dopodiché tu hai scelto lonza di maiale al rosmarino, Poi crema ho di fatto zucchine. una lonza, sì, in questo caso ho usato, si poteva usare o la lonza o l'arista, diciamo, entrambi vanno Sì. bene di maiale, ho preferito l'arista che è un po' meno secca. Poi ho fatto dei pomodorini secchi fatti in casa e messi a marinare con un po' di aglio. E poi ho fatto 2 salse, una salsa, una maionese alle erbette e Quindi una salsa con le zucchine. lo hai arricchito con delle diverse salse, no? Perché Sì. vedo anche olive, rosmarino, origano, capperi, olio di semi, peperoncino, limone, c'è tanti Sì. sapori. Sì, ma quelli servono per creare la salsa, diciamo. ecco. Certo. Adesso mettiamo la salsa, questa è una salsa alle erbette. Quindi il Queste pane è caldo, le patate come sono? Le patate sono state arrostite, passate Sì, però non un sono po' a al temperatura forno. ambiente, Sì, sì. diciamo. È un ok. panino dove ho deciso di tenere tutti gli ingredienti freddi Solo il pane caldo. e solo il pane caldo, perché ci sono dei profumi da sentire, Sì. dei gusti a sentire a freddo. Sia la patata che la maggiorana sono 2 ingredienti un po' difficili. La patata perché col panino tende a essere, diciamo, un po' stopposa, e la maggiorana perché comunque ha un profumo intenso che poi può piacere o non piacere, ma ha un profumo difficile. Guarda com'è delicato, no? Bravissimo, Sembra sì. un'operazione chirurgica. Allora, tac. Quindi adesso andiamo a mettere le patate
E poi ci metterai la lonza. Poi ci metto la lonza. Sì. Sono curiosa di capire come nell'equilibrio del panino si propone poi la patata con la maggiorana, però devo dire che gli ingredienti sono molto buoni e Fabio è uno che lavora sulla semplicità delle cose, cioè anche gli altri panini, ma anche la precedente edizione, cioè utilizza degli ingredienti magari semplici che possiamo tranquillamente avere a casa, ma sa valorizzarli in maniera estremamente garbata. Sì, sono un po' rapito dalla preparazione che ha questa delicatezza nel appoggiare gli ingredienti, leggendo un po' la lista degli ingredienti, beh, penso non nome più azzeccato, proprio Sì. qui siamo proprio di campagna. Sì, quello era bello, proprio bella l'idea. idea. Sì. Ecco i pomodori secchi, quindi strato di pomodori. Come li hai preparati, Fabio, questi pomodori? Li ho dimenticati in forno. nel senso che vengono, diciamo, è come fare un pomodorino confit, però stracotti e poi lasciati a marinare Ma è in alta o in bassa temperatura? ad alta temperatura. Alta temperatura. Alta temperatura. E lasciati a marinare per un bel po' con l'olio, le spezie che ci ho messo. Sicuramente la sua dote è la precisione ed è una dote importante in cucina. Essere precisi è importante. Diciamo, l'avete detta giusta, nel senso che il tempo è importante. Se importante però il per- risultato poi ti ripaga anche dell'attesa, talvolta metterci un momento in più potrebbe avere un senso, no? 2 patate adesso metti? Sì. Cioè hai studiato anche le porzioni? Le quantità, ovvero, non le porzioni, le quantità degli ingredienti. Ora cosa fai? Metto la salsa, zucchine maggiorana, Solo nella patata. capperi, un po' di tabasco, Zucchine, maggiorana, capperi e un po' di salsa tabasco. Interessante. e anche delle olive. E anche delle olive. Bene, porta pure i panini giudici. Caro Fabio, i nostri giudici hanno assaggiato il tuo panino. Allora, il panino nella sua semplicità è buono, però ha degli squilibri, che uno tra questi, dal mio punto di vista, è l'invadenza del pomodoro con il suo olio di marinatura, perché mi copre anche gli altri gusti. La scelta degli ingredienti, secondo me, è giusta e anche separatamente, perché io solitamente li assaggio anche separatamente, sono buoni. Insieme però senti solo il pomodoro. Quando Dovevo lo metterne un po' addenti, meno. esattamente, viene fuori un po' troppo di olio il pomodoro, il gusto del pomodoro, quello sì. Il panino nella sua tradizione è buono, belli gli ingredienti dell'orto, da ricercare un po' l'equilibrio. Attenzione che il pomodoro marinato ovviamente spicca molto, mette in ombra la patata, la maggiorana non si sente. E poi siamo tutti alla ricerca della dieteticità e quindi sai il condimento per le donne Ah, parla lui? colpisce un po'. No, comunque buono, il sapore è molto buono, un panino che si mangia volentieri, guarda io ne ho mangiato metà. Da ritrovare un po' gli equilibri, però bene, bravo. È una questione di equilibrio allora, Annalisa? Sì, allora Fabio, un panino saporito, gustoso, al pomodoro però. Doveva essere alla patata maggiorana e il pomodoro con la sua acidità e anche, come l'hanno già detto loro, anche con il condimento che aveva, perché se tu vedi a me nel piatto è rimasto, a coprire. mi è andato a coprire tutto il resto dei sapori. Peccato perché l'idea era veramente molto buona. Buonasera, niente, il quarto è andato. Non sono molto soddisfatto, nel senso che il panino sì, è un panino che è risultato gustoso, però con un po' di squilibri, nel senso che c'è stato un ingrediente che non doveva essere il principale, che probabilmente ha coperto un po'
la patata e la maggiorana. E, che dire, niente, pazienza e vediamo, non è ancora detta l'ultima parola. Eccoci qua, chi avrà vinto questa puntata, chi quindi potrà accedere alla semifinale lo scopriremo tra poco, perché ora andiamo a vedere come è andato il contest nel contest di Friuloves Banca. Andate subito a cliccare mi piace sulla pagina di Friuloves Magazine, perché anche voi date la possibilità ai loro panini di vincere un ulteriore premio. Andiamo a vedere il contest nel contest. Eccoci qui Alexis, ancora una volta in collegamento da Friuloves Banca, da San Giorgio d'Archivelda, poi c'è con me ancora una volta Nando da Pordenone e abbiamo in collegamento anche Stefania Giusa che ha stravinto questa competizione del contest nel contest su Friuloves Magazine. Ciao Stefania, come è andata? Buongiorno. Come stai? Tutto bene, grazie. Sono contenta di essere qua con voi oggi. Benissimo. Nando, com'è a Pordenone oggi? Beh, c'è molto caldo, però ancora un'oretta ci viene voglia di mangiare un panino, quindi siamo forse con la persona giusta. Infatti andremo allora tutti a Small Pub Bruschetteria di Marsure di Aviano ad assaggiare il cuore di drago. E come è fatto questo cuore di drago? Allora, il mio cuore di drago è un panino vegano, perché comunque segue quello che è la mia linea di filosofia alimentare momentanea, veramente 7 anni che sono vegana, quindi non è proprio una cosa momentanea. È stato un panino studiato, visto gli ingredienti che ci sono stati assegnati, è stato studiato proprio per utilizzare al meglio gli ingredienti. Nando, quindi ti viene l'acquolina di bocca adesso? Assolutamente, assolutamente. Ci hai ingolosito in poche frasi. Anche se noi dobbiamo continuare a lavorare. Nando, raccontaci qualcosa di Friuloves Banca. Sì, allora permettimi Marcus di fare complimenti a Stefania anche da parte mia, hai avuto tanti sostenitori, ecco, a cui dovrai una birra sicuramente nel tuo locale quando verranno a trovarti. Non so se conosci Stefania il nostro credo cooperativo Friuloves Banca, se ne hai mai sentito parlare? Sì, ecco, è una banca che opera principalmente nell'area pordenonese, lavoriamo anche a Udine con 2 filiali, abbiamo 70 comuni circa di competenza, quindi il nostro è un modo di fare banca territoriale, sia per statuto sia proprio per impostazione della banca. E per dire anche vicino a Marsure, la filiale più vicina a oggi è Montereale Valcellina, ecco, però stiamo un po' cominciando ad aprire delle filiali anche nell'area proprio ovest, quindi verso il Pordenonese, Porcia, Fontana Fredda, per andare ecco, anche in prospettiva fino a Sacile. Quindi è una banca cosiddetta di territorio che cerca di fare della relazione la cosa principale. Siamo ancora convinti che la relazione con le persone, con gli imprenditori, con le associazioni, con la comunità sia ancora una cosa molto utile e su questo noi cerchiamo ogni giorno di lavorare in questa maniera. Ecco, e le relazioni si curano anche a tavola, e quindi siamo veramente contenti che tu abbia proposto il tuo panino, che tu abbia vinto, lasciandoti dietro Gabriele Rossellini e David Perissinotto, facciamo anche loro i complimenti per aver partecipato. Hai vinto un buono spesa da 100 euro per l'acquisto di attrezzature per andare in giro in bicicletta, è la stagione giusta. Okay. E cosa ne farai? Ma guarda, sicuramente farò un investimento perché comunque ho 2 bambini e in qualche maniera l'investimento sarà fatto. Vediamo, adesso vediamo, intanto prima lo riscuotiamo e poi vedrò cosa farne. Ecco, per riscuoterlo io ti ricordo che ci stiamo avvicinando alla super finale, sarete in competizione di nuovo tutti i concorrenti e avrai l'opportunità anche di poter magari vincere il premio finale che sono 250 euro su Friuloves Magazine, che è la pagina istituzionale di Friuloves Banca, che vi metterà proprio in competizione tutti quanti e ci auguriamo insomma con una bella battaglia e vi premieremo per la finalissima che andrà in onda il 3 luglio. Niente, non ci rimane altro che restituire la linea a Alexis. Grazie Stefania, grazie Nando, a te la linea Alexis. Ciao. Grazie a voi, Ciao, saluti. saluti. Grazie.
Eccoci qua, ricordatevi di votare subito dopo la puntata i vostri panini preferiti su Free Lovers Magazine. Avete tempo fino alle 12 di martedì per far vincere il contest nel contest ai nostri concorrenti. Ma chi avrà vinto questa puntata? Puntata difficilissima, dobbiamo dire la verità. Per la prima volta i giudici si sono alzati dalla loro postazione, sono usciti per un'ulteriore valutazione. Perché? Lo dobbiamo dire, perché c'è stato un pari merito e questo pari merito vi porta, c'è un vincitore solo che va avanti sicuro, gli altri due si andranno a fare un'ulteriore sfida alla prossima puntata, uno spareggio per accedere alla semifinale con un ulteriore ingrediente. Diamo allora il nome di chi ha vinto sicuramente questa puntata e chi accede subito alla semifinale. Quindi il primo classificato con 136 punti e va in semifinale è Matteo Cibin dell'Osteria Torre Morosini Ponte di Piave Treviso. La leva calcistica 68, 136 punti, tu sei sicuramente in semifinale, quindi vai tranquillo, ti studi gli ingredienti dell'ingrediente della semifinale che è? Il basilico. Il per basilico. La semifinale dovrete stupirci perché è un ingrediente che in tutti gli orti, ma anche nei terrazzini, si trova, perché certo. chi non ce l'ha, però dovrà essere un ingrediente con il quale ci dovranno stupire. E questa per la semifinale. Per lo spareggio dei due che dovranno naturalmente sfidarsi per accedere alla semifinale, l'ingrediente è il porro. Amato e odiato, è un ingrediente che diciamo non ha stagione perché lo si trova sempre, è un ingrediente che non abbiamo finora utilizzato nei panini ma che sicuramente saprete utilizzare al meglio. Andrea, Rudy, Fabio sono i tre concorrenti che potrebbero essere i protagonisti della semifinale, ma adesso vi dico chi sono. Un pari merito con 128 punti, si classificano secondi ma devono sfidarsi nuovamente alla prossima puntata, sono Andrea Natali e Rudy Tramontin di Odio il Brodo Trieste e Caffè Municipio Roveredo in Piano. Terzo posto per Fabio Fedato con 104 punti, quindi questa è la scelta dei giudici. Annalisa, difficilissimo, è la prima volta che capita, avete scelto di fare allora così. guarda, difficile, oggi è stata secondo me una puntata bellissima e parlavamo con Gianluca e con Gabriele del fatto che ogni panino rappresentava il suo cuoco, cioè era proprio la sua storia, gli ingredienti come li avevano abbinati, come li avevano utilizzati. È stata molto bella, molto avvincente ma anche estremamente difficile, tant'è che a un certo punto ci siamo trovati con il pari merito e abbiamo pensato che visto che siamo a questo punto e ormai siamo alla semifinale, perché no fare uno spareggio all'Ok Corral, ok? Andrea e Rudy, preparatevi col porro. Vi preparate e mentre Matteo si preparerà col basilico per la semifinale, quindi complimenti ragazzi per questa puntata. Sì, e chiaramente Andrea e Rudy dovranno preparare il panino con il porro per lo spareggio. Esatto. Ma dovranno preparare anche il panino col basilico perché se dovesse succedere dovranno... Uno di loro? Non lo sappiamo? Preparatevi, ma chi vince poi andrà in semifinale, certo. Quindi dovrà prepararsi per la sfida ulteriore. Bene, io ringrazio Annalisa Sandri che oggi è stata impegnatissima come presidente di giuria, ma insomma ce l'abbiamo fatta. Grazie e complimenti a Gianluca per la tua partecipazione. Grazie a voi. E grazie anche a Gabriele. A voi e alla prossima volta. Grazie ai miei due colleghi che sono qui a Pala Gourmet con me, che sono Simone Caramaschi e Francesco Snidero. Grazie a voi per l'attenzione, alla prossima puntata perché sarà ancora più divertente. Buona serata.
Questa trasmissione è stata offerta da